Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Ultima tappa siciliana per la fiamma olimpica che questa mattina, con la pioggia qua e là, è partita da Acireale verso Messina. Ieri scontri a Catania tra polizia e Propal durante il passaggio della torcia in via Etnea. Branco senza limiti in un paese delle Madonie, nel palermitano, violentato dai compagni di scuola un ragazzino di 11 anni. I genitori hanno presentato denuncia, indagini in corso per identificare i responsabili, alcuni di poco più grandi. Portopalo, in prognosi riservata, il titolare del ristorante ustionato in gran parte del corpo per lo scoppio causato da una fuga di gas, forse da un fungo per il riscaldamento del locale. Grave anche una donna. Palermo, Massimo e il figlio, i due palermitani sfrattati, hanno trascorso la prima notte fuori di casa in un albergo. Per loro sempre basta la solidarietà, con in testa il Sunia, il sindacato degli inquilini, che nota: questa storia è l'emblema dell'emergenza. Attualità politica, a rilento la votazione per la manovra finanziaria regionale. Plateale, scontro in aula tra l'assessore all'economia Dagnino e il presidente dell'assemblea Galvagno. Mentre nel resto d'Italia le culle sono vuote e cresce la popolazione anziana, la Sicilia va in controtendenza. Sempre più numerose le baby mamme, anche di 14-15 anni. Ascolterete la testimonianza di chi per lavoro conferma questo fenomeno. Calcio, per il Palermo è vigilia di campionato. Rosanero domani ad Avellino per inseguire la quarta vittoria consecutiva. Un solo dubbio di formazione per Pippo Inzaghi. In Serie C, volata per il titolo d'inverno, con Catania e Benevento che si giocano a distanza il primato. Gli uomini di Toscano all'assalto dell'Atalanta Under 23. In attacco si punta sullo stato di grazia di Francesco Forte. Bentrovati, ultima tappa siciliana per la fiamma olimpica che questa mattina è partita da Acireale verso Messina. Tra i tedofori il campione di fioretto acese Daniele Garozzo. Ieri momenti di tensione a Catania tra polizia e Propal durante il passaggio della torcia in via Etnea. Emanuela Corsi. La fiamma olimpica lascia la Sicilia. Oggi l'ultima tappa della torcia, simbolo dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, è partita da Acireale alla volta di Messina. Nonostante la pioggia, il percorso ha attraversato la città, da via Vittorio Emanuele II fino alla Villa Belvedere, offrendo ai cittadini l'opportunità di assistere ad un evento storico che unisce sport, pace e condivisione dei valori olimpici. Era la prima volta che la vedevo, peccato il tempo. Molto bello, veramente un'esperienza bella, poi soprattutto che ci hanno dato questa possibilità di vederla a scuola, è stato molto bello. Atleta testimonia lo schermidore Marco Fichera. Tra i tedofori scelti Daniele Garozzo, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 nel fioretto. Un'emozione bellissima, devo dire, aver avuto l'onore di poter portare la fiaccola olimpica nella mia città, Acireale, è un qualcosa che ricorderò per sempre e spero possa essere anche un messaggio per i tanti giovani sportivi di questo territorio che possono sognare, e io posso essere, tra virgolette, un apripista. Ieri la fiamma olimpica ha attraversato Catania, un percorso di 10 km che è partito da via Aquicella Porto e che si è concluso in piazza Duomo. Il corteo ha toccato le zone centrali di viale Regina Margherita, via Umberto, via Crociferi e via Etnea. Qui, davanti alla Villa Bellini, ci sono stati momenti di tensione tra la polizia e un gruppo di manifestanti pro-Pal che protestavano per la partecipazione di Israele alle competizioni sportive. Nel pomeriggio la fiamma olimpica salirà a bordo del traghetto per proseguire il suo viaggio in Calabria. Orrore tra giovanissimi in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo. Un ragazzino di 11 anni è stato violentato dai compagni di scuola all'uscita dell'istituto. I genitori hanno presentato denunce, le indagini sono in corso per identificare i membri del branco. A quanto pare alcuni di loro sono poco più grandi della vittima di 11 anni. Lorena Dolci.
Perché io? Perché mi hanno fatto questo? In queste domande c'è tutto lo sgomento, il dolore, la crudeltà, incomprensibile a chiunque, ma in particolare a un bambino di 11 anni, violentato all'uscita da scuola da un gruppo di compagni. Siamo in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo. Luca, nome di fantasia, frequenta la prima media. Non si sa se sia stato altre volte preso di mira dai compagni, ma quel branco di bulli, alcuni poco più grandi di lui, questa volta vanno oltre. Il ragazzino torna a casa in lacrime e racconta ai genitori quei terribili minuti in cui è rimasto in balia dei bruti, mostra evidenti segni delle violenze subite. Mamma e papà lo portano al pronto soccorso dell'ospedale di Termini Imerese. Le visite confermano la presenza di lesioni compatibili con questa tipologia di abusi. Parte la denuncia e si avvia il protocollo per le vittime di violenza sessuale. Il fascicolo arriva alla Procura dei minorenni di Palermo, guidata da Claudia Caramanna. A lei il bambino, alla presenza di uno psicologo, ripete il racconto dell'incubo subito. L'aggressione è avvenuta fuori dall'istituto scolastico, ma sono in corso indagini per capire se anche all'interno della scuola ci siano stati atti di bullismo degenerati in sevizie. E poi resta da chiarire il movente, se può esistere un movente per un atto così disumano. Per l'esplosione nel ristorante pizzeria di Portopalo, ustioni sul 70% del corpo per il titolare dell'attività. Lo scoppio causato da un'improvvisa fuga di gas ed è grave anche una 31enne, Tonino De Mana. Era quasi tutto pronto per l'inaugurazione, ma uno scoppio improvviso causato da una fuga di gas ha seriamente danneggiato un ristorante pizzeria di Portopalo, ferendo gravemente 2 persone. Ad avere la peggio è stato il titolare del locale, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 70% del corpo. L'uomo, 38 anni, è tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto ieri in elisoccorso proveniente da Portopalo di Capopassero. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita la 31enne che si trovava con lui al momento della deflagrazione, con lo spostamento d'aria che l'ha sbalzata a terra, provocando le ferite allo stomaco, alla milza e al torace. Lo scoppio ha seriamente danneggiato la struttura che si trovava nella centralissima via Vittorio Emanuele. Sul fronte delle indagini, supportate da una perizia dei vigili del fuoco, l'ipotesi più accreditata è quella della fuga di gas da una bombola del fungo di riscaldamento che ha saturato l'ambiente, provocando l'esplosione. Solidarietà e vicinanza ai titolari dell'attività è stata espressa dal sindaco Rachele Rocca. Ravanusa, dopo l'archiviazione dell'inchiesta sui dirigenti dell'Italgas per la strage di 4 anni fa, parla Mario Carmina, che nell'esplosione ha visto morire la madre e il padre, insieme con altre 7 persone. E commenta così la decisione del GIP. Hanno ucciso per la seconda volta i miei genitori. Davide Sardo. Sono stati 4 anni di lavoro intenso da parte dei nostri legali e questa decisione ci ha veramente spiazzato e deluso. Credevamo tanto nella giustizia italiana, credevamo che in un modo o nell'altro potevamo avere la verità su quanto è successo l'11 dicembre 2021. All'indomani della decisione del GIP di Agrigento, che ha archiviato l'inchiesta nei confronti di 10 dirigenti Italgas, a parlare è uno dei familiari delle vittime della strage di Ravanusa. Mario Carmina ha perso mamma e papà nell'esplosione dell'11 dicembre 2021 che distrusse un intero quartiere causando la morte di 9 persone. Quella sera Mario si trovava a Milano, è figlio unico e sotto le macerie ha perso l'intera famiglia insieme ad altri 7 vicini di casa. Abbiamo richiesto dettagli sui lavori effettuati in quella via e come da normativa era stato richiesto lo storico degli ultimi 5 anni dei lavori effettuati in via Trilussa, e sono stati presentati solamente i lavori effettuati da agosto 2020 a marzo 2021. Dove sono gli altri 4 anni e mezzo di lavori fatti in quella via? Dove sono? Perché non sono stati presentati e perché il pubblico ministero e il giudice non hanno insistito nella richiesta dello storico dei lavori effettuati nella via? Il giudice ha escluso responsabilità penali per i vertici della società, ritenendo che la causa dell'esplosione sia riconducibile ad una saldatura difettosa realizzata molti anni prima in un periodo precedente all'attuale gestione.
L'inchiesta prosegue invece nei confronti di 2 tecnici già rinviati a giudizio, mentre per i familiari delle vittime il dolore e le domande restano aperte. È veramente infinita e con questa decisione avete ucciso per la seconda volta 10 povere vittime. A Palermo adesso Massimo e il figlio, sfrattati ieri, hanno trascorso la prima notte fuori casa in una struttura alberghiera. Per loro sempre basta la solidarietà, con in testa il Sunia, il sindacato degli inquilini, che sottolinea: questa storia è l'emblema dell'emergenza casa a Palermo. Marco Gullà. Eppur si muove qualcosa. Da ieri Massimo e suo figlio non hanno più una casa. Lo sfratto esecutivo è stato eseguito e la scorsa notte sono riusciti a trovare sistemazione in una struttura alberghiera. Ma il nostro servizio ha comunque messo in moto la macchina della solidarietà. In tantissimi vogliono dare una mano a padre e figlio di Palermo senza casa, senza lavoro. Anche il proprietario di un B&B si è mosso per dare un tetto ai 2 palermitani in questi giorni di festa, in attesa di una sistemazione che si spera per loro possa arrivare in tempi brevi. Massimo al telefono ringrazia tutti per il supporto, ma la storia del 66enne è un po' l'icona dell'emergenza abitativa che attanaglia la città di Palermo e che, nonostante l'ottimo lavoro dell'assessorato comunale, ha ancora numeri troppo alti. Il caso di Massimo Dell'Olio è emblematico della totale assenza di un progetto serio di intervento da parte delle istituzioni locali a tutela dei più poveri e dei più disagiati. Sull'emergenza abitativa non ci sembra che ci sia un progetto vero, serio, concreto, capace di dare risposte alle esigenze che si moltiplicano in città. Ogni giorno abbiamo agli sportelli famiglie che vivono difficoltà insormontabili. E speriamo naturalmente che a questa campagna di solidarietà che vede in testa il Sunia si unisca anche l'amministrazione, il comune di Palermo. Un'altra storia: una donna è morta in un incidente stradale sulla provinciale che collega Santa Margherita di Belice con Menfi. La 55enne avrebbe perso il controllo dell'auto uscendo di carreggiata e finendo in un fossato. Attualità politica. A Sala d'Ercole prosegue a rilento la votazione per la manovra finanziaria regionale. Plateale scontro in aula tra l'assessore all'economia Dagnino e il presidente dell'Assemblea Galvagno, Luca Giliberti. L'obiettivo era quello di approvare la finanziaria regionale entro il 20 dicembre, ma alla chiusura dei lavori d'aula ieri sera si è arrivato a votare, compresi quelli già esaminati nei giorni scorsi, circa 20 dei 134 articoli del testo. Una giornata difficilissima. Se ora lei sta dicendo una cosa differente, mi guardi negli occhi e mi dica sto dicendo una cosa differente. Perché qui c'è grande collaborazione, ma non siamo di un paese differente, quindi siamo tutti dello stesso paese. A Sala d'Ercole il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno urla contro l'assessore all'economia Alessandro Dagnino e sospende l'esame della finanziaria, evidentemente infastidito. Nessuna lite, solo trance agonistica legata alla complessità dei lavori del Parlamento sulla legge di stabilità. L'ARS stigmatizza l'assessore Dagnino stamattina sui suoi social, ma la tensione in aula resta altissima. Sui consorzi di bonifica Cateno De Luca è arrivato quasi allo scontro fisico con il vicepresidente della regione Luca San Martino. L'aula è sospesa. Il governo ieri è andato sotto 2 volte col voto segreto, affossate la norma che destinava 1 milione ai parchi archeologici per la prevenzione del rischio incendi e lo stanziamento di un paio di milioni per interventi di pulizia preventiva dei boschi, sempre in funzione antincendio. La scadenza del 20 dicembre fissata dal presidente Galvagno è dietro la porta. Per arrivare all'obiettivo adesso bisognerà correre in qualsiasi modo. L'Istat certifica il minimo storico delle nascite e un paese sempre più vecchio, ma al sud, e in Sicilia in particolare, a frenare il crollo sono sempre più madri giovanissime. A Catania, come sentirete nella testimonianza di Gabriella, non mancano baby mamme di 14-15 anni. Eva Spampinato.
Culle sempre più vuote e una popolazione che invecchia. È la fotografia impietosa scattata dall'Istat con il censimento 2024 che certifica che per ogni bambino oggi ci sono 6 anziani. L'Italia resta sotto i 59 milioni di residenti. Eppure, dietro il declino, emerge una controtendenza che parla soprattutto siciliano. Qui il calo demografico resiste, anche grazie a donne sempre più giovani che diventano madri. Guardi, io le posso garantire che qui a Catania le nascite ci sono, viene sia la quindicenne incinta, viene anche la donna di 50 anni, non c'è un'età media. La signora Gabriella parla con contezza perché per lavoro raccoglie le storie di tante famiglie. Sono giovani ragazze anche quindicenni, sedicenni che in dolce attesa, accompagnate dai genitori, a volte capita anche che è incinta sia la ragazzina di 14 o 15 anni e anche la futura nonna, quindi la mamma della ragazzina. In Sicilia il fenomeno è ancora più evidente, a Catania crescono i casi di baby mamme, ragazze giovanissime, talvolta appena 14enni. Qui a Catania le mie mammine belle sono felici se fanno figli, presto. Un dato che non ribalta la crisi demografica ma la racconta da un'altra angolazione. Meno figli sì, ma anche nuove fragilità sociali che chiedono risposte immediate. È giusto che i ragazzi continuino gli studi, che trovino una posizione lavorativa almeno discreta, però c'è da dire che la felicità tante volte per noi donne è anche essere mamme, anche se in età giovane. A Gela la gestione dell'IPAB, la casa di ospitalità Antonietta Aldisio, finisce davanti ai giudici. A processo, come ha stabilito il GUP, l'ex presidente del Consiglio di amministrazione, un sacerdote, Don Giovanni Tandurella, e i vertici della società La Fenice, che per un periodo hanno gestito la struttura. Gerry Italia. Il caso che ha scosso la gestione dell'IPAB Aldisio approda in aula. Con il processo avarizia la magistratura farà luce sulle presunte irregolarità nella conduzione della casa di ospitalità per anziani da anni al centro di polemiche e denunce. A processo, come deciso dal GUP, Serena Berenato, l'ex presidente del Consiglio di amministrazione Don Giovanni Tandurella e i vertici della società La Fenice, che per un periodo ha gestito la struttura. Rinviati a giudizio anche Renato Mauro, alla guida della società, e gli ex consiglieri comunali Sandra Bennici e Salvatore Scerra. Diversa la posizione degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Il notaio Andrea Bartoli e altri 10 imputati sono stati assolti. Tandurella, difeso dall'avvocato Giovanna Zappulla, ha ottenuto l'assoluzione per alcuni capi di imputazione, ma resta imputato per tutte le altre contestazioni. Secondo l'accusa, coordinata dal PM Luigi Lovalvo, Don Tandurella avrebbe avuto un ruolo centrale nella gestione dell'ente, favorendo, secondo l'ipotesi investigativa, accordi irregolari con la società La Fenice, intesa poi annullata dal commissario regionale Giuseppe Lucisano. La vicenda si inserisce in un contesto particolarmente delicato per la diocesi di Piazza Armerina. Il sacerdote, già parroco della cattedrale, è il terzo prete a giudizio in una diocesi che già vede il proprio vescovo Rosario Gisana alla sbarra per falsa testimonianza di fronte al tribunale di Enna, nell'ambito del processo che ha visto la condanna dell'ormai ex sacerdote Giuseppe Rugolo. L'IPAB Aldisio era già stata commissariata dalla regione nel 2019. Oggi ex ospiti e familiari costituiti parte civile chiedono giustizia. Sentenze e sequestri di mafia a Palermo e a Catania. La Dia Etnea ha sequestrato beni per 20 milioni di euro all'imprenditore Raffaele Giudice, ritenuto vicino alla Cosa Nostra di Vittoria, e recentemente condannato a 8 anni e 4 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. A Palermo ha annullato l'ordine di carcerazione per Gennaro Riccobono, accusato di fare parte della famiglia mafiosa dello Zen. E sempre a Palermo la Corte d'Assise ha assolto Onofrio Lipari dall'accusa di omicidio del boss Giuseppe Di Giacomo, avvenuta nel 2014. Basta storie terribili, passiamo all'arte. Al Castello Maniace di Siracusa, mostra sulla Sicilia fra 800 e 900, tra tele e sculture, la conferma del legame profondo degli artisti della nostra regione con la loro terra. Francesco Aloi. Chi nasce in Sicilia, si sa, l'isola ce l'ha sempre nel cuore, un legame viscerale che non è possibile cancellare, e questa mostra al Castello Maniace di Siracusa ne dà conferma.
Un viaggio ricco di emozioni, lungo 2 secoli, tra 800 e 900. La mostra si divide in 2 sezioni, la luce nel Mediterraneo nell'800 e una storia di innovazione nel Novecento. E all'interno di queste 2 macro sezioni troviamo 4 curiosità. Una dedicata a Luigi e Fausto Pirandello, poi troviamo Renato Guttuso e Leonardo Sciascia, Carla Accardi con Forma 1 e Piero Guccione con il gruppo di Scicli. E così, tra tele e sculture, ne approfittiamo per fare una full immersion nell'anima della nostra Sicilia. Da Fausto Pirandello, figlio del grande Luigi, a Gennaro Pardo, sono soltanto alcuni degli artisti che sulle loro opere hanno riversato il loro amore per la nostra terra, in una pittura che così diventa specchio dell'anima. Il focus della mostra parte proprio da Shatutsu mio, questo respiro che la madre o il padre fa al proprio figlio è lo stesso respiro che la Sicilia fa agli artisti presenti in mostra. La mostra si presenta come un messaggio di speranza e di incoraggiamento che vogliamo dare a tutti i giovani siciliani. Sarà possibile venire qui, dove arte e vita si fondono in un tutt'uno, fino al 12 aprile del prossimo anno. Bellissima, Castello Magnazzo di Siracusa. Adesso la musica, con un collegamento con il Teatro Palladium di Roma, si è svolto il 3° concerto di Natale del coro dell'Ateneo dell'Università di Catania. Orazio Longo. Mille notti trionfanti del ricordo di Rosa Balistreri ha aperto in collegamento con il Teatro Palladium di Roma, dove si svolgeva il Festival di Canti e Musiche per il ciclo natalizio nelle tradizioni popolari, il concerto di Natale del coro dell'Università di Catania, giunto alla 3ª edizione. Durante la serata, che si è svolta presso il Centro Universitario Teatrale di Piazza Università, non sono mancati brani di diversi stili e periodi, dalla lauda religiosa medievale alla polifonia rinascimentale, a classici sempreverdi come Tu scendi dalle stelle, fino al gospel Oh Happy Day e a Somewhere in My Memory tratto dal film Mamma ho perso l'aereo. Il coro di Ateneo è stato fondato nel 2022 ed è composto da studenti, dottorandi, assegnisti e ricercatori dell'Università di Catania, si è già esibito in diverse occasioni ufficiali come le inaugurazioni dell'anno accademico. È diretto da Paolo Cipolla, Franco Lazzaro e Giuseppe Sanfratello, con il coordinamento di Maria Rosa De Luca, titolare della cattedra di Storia della Musica. Bravissime, è il momento della nostra pausa, poi per il calcio la vigilia di campionato del Palermo, domani in campo ad Avellino, e la corsa al titolo di campione d'inverno del Catania. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, vigilia di match per il Palermo che domani ad Avellino proverà a raggiungere la 4ª vittoria consecutiva. Un solo dubbio di formazione per Pippo Inzaghi. Marco Gullà. Il Palermo vuole regalarsi un Natale con i fiocchi e sotto l'albero spera di trovare la 4ª vittoria consecutiva. Domani pomeriggio al Partenio contro l'Avellino, rosanero che vogliono continuare la loro striscia positiva e provare a dare un nuovo scossone al campionato. Inzaghi è orientato a confermare la formazione che ha centrato le ultime 3 vittorie con una sola modifica forzata. Pierozzi infatti sarà indisponibile a causa di un problema muscolare, aprendo così il ballottaggio sulla fascia destra. Per il resto nessun cambiamento, il
sistema di gioco resta il 3-4-2-1, al momento offre al Palermo le migliori garanzie. Il tecnico per il ruolo di esterno di centrocampo deve decidere se affidarsi a Gyasi dal primo minuto, nonostante l'assenza dal campo dallo scorso 4 ottobre, oppure confermare la soluzione vista nel secondo tempo contro la Sampdoria, con Diakité a tutta fascia. Non ci sono dubbi invece in avanti con Poyampalo supportato da Palumba e Leduaron. Gli ultimi 180 minuti dell'anno, prima l'Avellino, poi giorno 27 il Padova al Barbera. Il Palermo vuole sgasare e chiudere nel migliore dei modi un 2025 ondivago, poi sarà mercato con la cessione di Brunori sempre più concreta. Volata per il titolo d'inverno con Catania e Benevento che si gioca alla distanza il primato. Tonino De Mana. Stasera Cerignola-Benevento, domani Salernitana-Foggia, dopodomani Catania-Atalanta Under 23. Per sapere chi sarà campione d'inverno o chi saranno i campioni d'inverno sarà necessario attendere domenica pomeriggio e quindi l'esito del match tra Etnei e Dorobici, in programma allo stadio Massimino, prossimo al sold out visto che rimangono a disposizione soltanto pochi tagliandi di Tribuna B. L'ultima gara dell'anno è forse la più attesa dal popolo rosso-azzurro che sotto l'albero vorrebbe 3 punti per alimentare il sogno Serie B. Niente distrazioni insomma e tanta voglia di confermarsi tra le finora invalicabili mura amiche. Nessun gol al passivo, 8 vittorie ed un pareggio su 9 gare giocate al Massimino rappresentano un bel biglietto da visita, ma i baby dell'Atalanta, reduci dalla sconfitta interna con il Sorrento, non vorranno certo fare le comparse. Mister Toscano, dal canto suo, chiede il massimo della concentrazione e degli sforzi ai suoi uomini per concludere in testa il girone d'andata. Osservato speciale Francesco Forte, autore di 7 reti e vero trascinatore dei rossoazzurri. Sarà ancora lui il terminale offensivo con Lunetta ad agire sulla tre quarti. In difesa si va verso la conferma di Pieraccini, Di Gennaro out per squalifica con Donnarumma sulla fascia. E noi ci fermiamo qui. Grazie, buon pomeriggio.